Bene, visto che abbiamo un po' di tempo, perché come ricordo e come ha già detto la Presidente questa mattina, l'ultima relazione di Curti dal Molin non ci sarà questa mattina perché i relatori sono ammalati. Visto che abbiamo un po' di tempo, prima della pausa pranzo, inviterei il pubblico, visto che tutti i relatori di questa mattina sono presenti, se ci sono delle domande, delle curiosità, possiamo dedicare un po' di spazio, ecco, alle domande. Personalmente, se mi permettete, posso dire che la relazione della signora Mozza è stata divertente, anche dal punto di vista, insomma, diciamo così, prosopografico, purché, insomma, recente. Ho visto che, insomma, c'erano diverse attività che adesso anche non ci sono più, come comunque si aggiornavano molto, visto che già nel 27 c'era il cinematografo. Ho trovato un volontario. Prego. Giorgio fa la sua comunicazione. Fare nel pomeriggio la fa. Allora mi rimangio tutto e lascio la parola a Zoccoletto, il quale ci terrà una relazione sulle feste comandate di Ceneda, visto per controbilanciare anche Serravalle. Intanto che il relatore si prepara, e visto che siamo in termini di domanda, volevo chiedere al dottor Zagonel se secondo lei si poteva dire, visto che insomma la regina, quella che sarà la regina di Polonia, non era insomma vergine, se questo era anche un modo che il re di Polonia aveva per non pagare il Morgengabe. Non so se No. lo pagava ancora. Ma perché io è un uso che ho trovato, si è trovato anche qui a Ceneda fino a 600 almeno, e quindi c'era, però siccome il Morgengabe era il prezzo della verginità, no? No, ma Cosiddetto. perché probabilmente avevano già avvertito il re. Anche il re era di seconda mano. Vabbè, ma la donna non era tenuta il pagamento del Morgengabe. Guardate che probabilmente avevano già avvertito che lui era di seconda mano per 50 anni. Beh, era 50 anni. E una di 23 poteva anche non essere. No, però io metterei anche un punto interrogativo, che il figlio che è nato, chissà se era del re, o se era... No, non maligniamo, dai, non maligniamo. Non era il primo genito. Ah, non era suo. Era il secondo genito. Non console. Argomenti peppati. Era il secondo genito aveva dato nel 20. Nel 20, sì. Invece la prima nata era una donna. Era una principessa. Una principessa, quindi è nato 9 mesi esatti dal 18 tanto è vero che qualcuno malinava che forse sia venuta anche Già incinta, sì, infatti. Bene, lascio la parola a Giorgio Zoccoletto per le feste comandate di Ceneda. Sarò breve, naturalmente, ma le circostanze mi portano giusto di seguito alla festa di Santa Augusta, le feste comandate di Ceneda in questo caso. Quando a Ceneda vigevano gli statuti vescovili, quasi un giorno su due era festivo. Infatti il calendario civile si uniformava a quello ecclesiastico e questo ricalcava le usanze della curia romana, appunto per il principio che i vescovi riconoscevano la curia romana come sovrana di Ceneda. Negli statuti vescovili, alla rubrica 89, intitolata De Feriis Observandis, si stabiliva che le attività civili dovevano cessare tutte le domeniche, le elenco così, le traduco dal latino, tutte le domeniche, il Natale con gli 8 giorni precedenti e i 15 giorni seguenti, la Pasqua con i 7 giorni precedenti e i 7 seguenti, l'Ascensione con 3 giorni precedenti e 3 seguenti, il Corpus Domini con i 7 giorni seguenti, la Pentecoste con i 2 giorni seguenti, le feste della Natività, Annunciazione, Purificazione, Assunzione della Beata Vergine, dell'Invenzione ed Esaltazione della Croce, le Ceneri con i 2 giorni precedenti ed uno seguente, le feste di San Giovanni Battista e della sua decollazione, degli Apostoli Pietro e Paolo,
degli altri 12 apostoli, di San Tiziano con i 2 giorni precedenti e i 2 seguenti, dei santi Floriano, Biagio, Domenico, Francesco, Martino, Lorenzo, Nicolò, Pietro Martire, Tommaso d'Aquino, Antonio, Mauro, Vito, Giorgio, Maurizio, dei profeti Daniele ed Eliseo, dei 4 dottori, di ogni santi, della commemorazione dei defunti, delle sante Maria Maddalena, Caterina, Agnese, Margherita, Lucia, Agata, Giustina, Elena, Ursula, con le 12.000 vergini, la festa del raccolto del grano, con i 15 giorni precedenti alla festa di San Pietro, ed i 15 giorni seguenti, la festa della vendemmia, con i 15 giorni precedenti alla festa di San Michele, ed i 15 seguenti, ed infine tutte le feste tradizionali delle decine e decine di confraternite laiche di Ceneda. Quindi un giorno su 2 gli uffici pubblici chiudevano, era festa. Allorché intorno al 1770 fu soppresso il potere temporale dei vescovi, in quegli anni, e gli antichi statuti furono riformati con l'approvazione dei nuovi, ci si rese conto che si trattava di un eccesso, tutti questi giorni di festa, per una popolazione dedita soprattutto a lavori manuali. Dapprima si pensò di applicare a Ceneda il calendario di tutto il resto dello Stato veneto, ma successe una piccola rivoluzione, ma non si volle urtare il sentimento comune e soprattutto le tradizioni locali. Si mantennero quindi tutte le festività, ma in compenso fu imposto di osservare anche la festa di San Marco, patrono del dominio veneziano, per far capire appunto che le cose erano cambiate. Per il consiglio civico, la cancelleria, il tribunale e per gli altri uffici civili, la vecchia rubrica statutaria degli statuti antichi fu mantenuta, ma in compenso tutti gli uffici furono o ridimensionati oppure omologati a quelli delle altre città, per cui potevano restare chiusi, tanto venivano largamente svuotati di competenze. Grazie. Bene, ringraziamo Giorgio Zoccoletto per il breve ma conciso intervento, denso, molto denso. E personalmente mi ha stupito che mancasse la festa di San Marco, visto che c'era la chiesa attaccata a quello che adesso è il Museo della Battaglia e che quindi Venezia aveva dovuto richiedere proprio... Però era una chiesa privata praticamente, perché era quella del vescovo, sì, dove vestiva la capamagna. Poi si è trasferito a San Martino, quindi questa ha perso anche... Di importanza, grazie. Prego. Se ci sono domande da parte del pubblico possiamo dedicare un po' di tempo per le risposte, insomma, prima della pausa pranzo. Insomma, non lavoravano mai questi. La gente che si stancava facilmente, forse. Beh, ma sono cenedesi, dai, cosa ti aspetti? Dai, perdono, una battuta. Niente. A me guarda, non mi può interessare perché non sono di Vittorio, però... Era per fare una brutta battuta, non se la prendesse, ecco, quindi, comunque, evidentemente gli piaceva riposare. Bene, visto che non ci sono domande, riprendiamo i lavori dopo la pausa pranzo alle ore 15. Grazie a tutti.